Una tripletta del bomber Giuseppe Gambino regala una salutare vittoria all'Akragas che si riappropria della seconda posizione in classifica generale pur se in condominio con il Canicattì. La gara combattuta si sblocca al 26° con Biondo che pennella un assist preciso al centro dell'area avversaria dove Gambino di testa infila la porta palermitana. La gioia comunque dura poco e dal 30° un'azione di contropiede degli ospiti portano ad un'assegnazione di un penalty che ai più è sembrato esagerato. Scillufo si presenta in aria circondato da tre avversari, improvvisamente cade, l'arbitro vede forse una spinta che sbilancia il calciatore ed assegna il calcio di rigore che Clemente trasforma. Nel secondo tempo, al 48°, un'azione di rimessa portata velocemente da Gambino porta in vantaggio l'Akragas. L'azione è di quelle che strappano gli applausi alla platea. Al 75° l'ennesima azione portata avanti da tre piedi, subentrato nella ripresa, Sant'Angelo e Biondo e portano al tris finale di Gambino che con un colpo di testa supera il portiere ospite. Cambia l'alta classifica per la sconfitta del Canicattì patita fuori casa con la Parmonval. Il Dattilo si conferma capolista con 6 punti di vantaggio sulla nuova coppia formata da Akragas e Canicattì. La compagine trapanese ha infatti espugnato il campo della Profavara per 1-2. La San Cataldese divide i punti con il Geraci, mentre il Castellammare si conferma in buona salute, andando a vincere sul difficile rettangolo di gioco del Don Carlo Misilmeri. In bassa classifica, malgrado la sconfitta interna patita con il Dattilo, il Profavara si ritrova in una zona apparentemente tranquilla, anche perché le dirette rivali hanno tutte quante perso. Occhio al prossimo turno, che prevede alcuni scontri dall'esito incerto. Il Canicattì ritorna in casa con il Geraci, il Profavara ancora al Bruccolere per affrontare lo Sporting Vallone. Infine l'Akragas di scena al Valentino Mazzola con la San Cataldese. Chi avrà un turno molto abbordabile è proprio il capolista Dattilo, che ospiterà il Monreale. Penso che la vittoria sia stata netta. Avendo in squadra un giocatore che con questa categoria non c'entra niente, che è Peppe Gambino, io penso che senza togliere niente a nessuno si gioca in 11 e si vince in 11, per non dire in 22. Però avete visto sotto gli occhi di tutti, a parte 3 gol, ha lottato su ogni pallone, indietro, avanti, quindi secondo me Gambino batte Marineo 3-1, si può sintetizzare così. Il primo tempo la squadra non mi è piaciuta e devo dire che sì, abbiamo segnato però un po' a fatica, un'ingenuità grossa difensiva, abbiamo preso un rigore che per me non c'era, voglio sorvolare sull'arbitro perché sono veramente sdegnato di parlare degli arbitri, ci sono gli osservatori, facciano il loro dovere, segnalano quello che devono segnalare, non sta a me, io parlo di calcio, non voglio più parlare di arbitri perché veramente rischierei di essere patetico, però alla fine del primo tempo c'è stata la scossa negli spogliatoi e loro sanno a cosa mi riferisco, i giocatori e tutti, c'è stata una scossa e la squadra è entrata con un piglio diverso e abbiamo fatto nostra la partita per come era giusto, perché qui bisogna capire che bisogna giocare con sangue agli occhi, non bisogna giocare sopra le punte e non bisogna giocare di fino. Adesso ogni partita è una finale e se non si interpreta così la classe non va da nessuna parte. Quindi ripartiamo dal secondo tempo dove la squadra ha capito come doveva giocare, perché comunque il Marineo non è una squadra materassa, abbiamo visto che comunque è composta da buoni elementi, è una squadra insidiosa, temevamo questa partita e quindi abbiamo fatto questa bella vittoria che ci fa agganciare il Canicattì e purtroppo il Datti l'ha vinto a Favara e quindi i punti restano 6, però andiamo avanti per la nostra strada e ci proiettiamo verso la difficile partita di San Cataldo dove qui una partita da veri uomini, bisogna in questa partita dimostrare davvero se siamo carne o pesce. Come hai visto l'Akragas oggi? Ma l'ho detto pure ai ragazzi a fine primo tempo, ho visto veramente una grandissima squadra, giocava bene a calcio, allenato da un grandissimo allenatore. Nel primo tempo siamo stati un po' fortunati ad uscire con 1-1 perché Peppe Gambino ha preso per una traversa, qualche gol sbagliato, però ci può stare nel calcio. Poi il secondo tempo hanno meritato la vittoria, anche se nel secondo gol c'era qualcosa da recriminare, perché secondo me c'era un fuorigioco, però
poi vincevano lo stesso perché avevano una supremazia territoriale imbarazzante. E devo fare i complimenti all'Ajax e complimenti ai miei ragazzi perché comunque non dovevamo venire a fare punti ad Agrigento per salvarci.